sul soldato napoletano, alcune riflessioni su questo soldato di cui sono stati detti tutti gli improperi possibili e immaginabili, l'analfabeta, pupino, senza filo, c'è l'aneddotica, venuta dopo il risorgimento, facita a moine di qua e di là. Abbiamo voluto ristabilire la verità e soprattutto ridare dignità a questo soldato, perché non dimentichiamo una cosa: questi soldati si sono temprati negli assedi di Civitanella del Tronto, di Messina e di Gaeta. Quando sono tornati alle loro case hanno forgiato i loro figli, è venuta la nuova Italia, i figli di questi soldati hanno fatto il loro dovere. Una medaglia d'oro in Africa nel 95, medaglia d'oro al valore militare, c'è una caserma a Napoli, il capitano Bianchini, figlio di un ministro di Ferdinando II. Allora, questo è il soldato napoletano. Prego, Don Peccato. Spero che la voce arrivi fin là sotto. Sì, si sente benissimo. Mi avvicino il più possibile. Posso iniziare? Sì. Tra questi spalti che ci rimandano l'eco di una pagina di sublime eroismo, sarebbe compito troppo facile ricordare il coraggioso attaccamento ai valori della patria, esibito ben oltre ogni ragionevole fedeltà dai suoi difensori, che furono capaci persino di disobbedire all'ordine di resa fatta loro pervenire dai loro superiori per risparmiarne la vita. Pagina che, come si sa, pose il sigillo su quel glorioso capitolo della resistenza antipiemontese di Gaeta e di Messina, che riscattò dinanzi alla storia la viltà, il tradimento e l'incapacità di troppi alti gradi dell'armata di terra e di mare del regno della Due Sicilie. Nell'astenermi da ciò, perciò, non ripiegherò neppure sulle vittorie sfumate per un soffio a Calatafimi, Palermo e Milazzo, dove sull'abnegazione eroica dei semplici fanti non prevalse tanto il valore della ciurmaglia di Garibaldi, quanto la più che sospetta mancanza di iniziativa sfiorante la fellonia dimostrata dai generali Landi, Lanza e Clarini. Tanto meno parlerò dei valorosi fatti del Volturno, che riscossero l'ammirazione dello stesso nemico, perché nulla saprei aggiungere a quell'epopea. Ora, giacché il valore trova il modo di rifulgere pure, se non di più, nella peggiore disfatta, tratterò qui il dramma che all'indomani della vergognosa capitolazione della Sicilia venne vissuto dalle truppe distaccate nelle Calabrie, il cui furore guerriero, represso, giunse a rasentare l'insofferenza alla disciplina militare e ad ingenerare casi di insolenza verso i superiori ritenuti indegni. In quei giorni l'arrivo a Napoli dei soldati provenienti dall'isola dopo la loro evacuazione offrì tra l'altro a una capitale sgomenta la penosa immagine dell'incombente sfacelo. Essi erano in uno stato di completo abbandono, mancanti di vestiario, di armi e di tutto, come ricordò nelle sue memorie il ministro della guerra di allora, Salvatore Pianelli, che dovette provvedergli di tutto. Ma com'era possibile tanta degradazione se a gran parte di quei soldati non era stata neppure offerta la possibilità di combattere? Quella scena deprimente era l'evidente riflesso di un corpo d'armata che era forse troppo mastodontico e poco agile, ma che era sicuramente mal comandato da una classe di ufficiali appartenenti sciaguratamente ai livelli più elevati. Purtroppo, con le debite eccezioni di chi fu invece degnissimo del grado, costoro erano in parte o arrivisti, o decotti dall'età, o inadeguati, o cialtroni, se non peggio. Sicché già dai fatti di Milazzo, che si aggiungevano agli altri infelici scontri precedenti, prese a serpeggiare tra i soldati costretti ad evacuare pure Messina, la voce che dubitava della lealtà dei superiori, tanto che lo stesso generale Clary, nel firmare la capitolazione, arrivò a temere per la propria vita.
Già questa rabbia compressa poteva pericolosamente sfociare nella disobbedienza disfattista, trovando facile alimento in quelle continue e inesplicabili ritirate strategiche di fronte all'incedere del nemico, che impressionarono negativamente lo stesso garibaldino generale Rustov, che era un prussiano. Purtroppo vi contribuì pure la suicida concessione della Costituzione del 25 giugno 60 da parte del sovrano di Napoli. Col nemico alle porte, era quello il momento meno opportuno per un'apertura del genere, come biasimerà persino il liberale Raffaele De Cesare nella sua opera La fine di un regno. È noto che alcuni reparti napoletani si rifiutarono di ossequiare il ripristinato statuto del 48, dopo che ebbero lanciato il consueto grido di Viva il Re. Dovevano gridare viva la Costituzione, non lo vollero fare. Essi ricordavano bene quanto sangue fosse stato versato per quello statuto sulle barricate del 15 maggio del 48. Sicché con questo atto di insubordinazione al giuramento, atto che obbligò Francesco II ad intervenire d'imperio, dimostrarono quali fossero i veri sentimenti di un esercito già di per sé frastornato dall'assurda sostituzione del vessillo nazionale col medesimo tricolore sventolato dal nemico. Sta di fatto che fra titubanze più o meno pilotate dei comandi e queste mosse politicamente intempestive, il morale dell'armata subì una scossa davvero terribile. Cioè tanto vero che il 25 luglio Cavour, illudendosi peraltro oltre il dovuto, scrisse euforico al suo ministro a Londra, Emanuele D'Azeglio, che a Napoli non c'è più esercito, non c'è più governo e che perciò non si poteva stringere una lega con chi non sapeva cadere con onore, a pena di insozzarsi. Detto da lui, è tutto libero. Eppure, come aveva notato in precedenza lo stesso generale Pianell, ministro della guerra, quell'esercito borbonico che rifluiva malinconicamente sul continente per riassestarsi e disporsi al presidio, manteneva di buono l'infima parte, cioè la massa dei soldati. Viceversa, a suo dire, tutto il resto mancava, compresi gli ufficiali di tutti i gradi, dove più si sale peggiora, e dove gli sforzi per migliorare questa classe sono vani, lo diceva lui che apparteneva a quella classe. Stando così le cose, quale entusiasmo poteva attendersi quest'illuso ministro costituzionalista da quei fantaccini davanti al suo ordine del giorno del 15 luglio, in cui blaterava di risorgimento italiano, re costituzionale, alleanza italiana, bandiera italiana, che avrebbero unito quei soldati napoletani in una sola famiglia col loro nemico. E cosa poteva attendersi lo stesso Francesco II, mettendo in pari data un paio di proclami similari diretti all'esercito e al popolo, la cui lettura desta sconcerto ancora oggi, dato che vi si riponeva una fiducia davvero ingenua proprio nelle novelle istituzioni destinate a favorire l'affossamento del regno. E che dire dell'idea altrettanto bislacca di sospendere le operazioni militari, mentre era in corso la tardiva missione di Manna e Van Spirra a Torino per negoziare con Cavour. Tra l'altro questo inutile gesto cavalleresco, mentre Garibaldi avanzava, fatto per dimostrare una buona volontà negoziale, comporterà il mancato invio di rinforzi a Beneventano del Bosco a Milazzo, con relativa irritazione dei fanti a cui poco interessavano certe cortesie diplomatiche. Va ricordato che proprio per la loro impenetrabilità alle novità costituzionali, quei soldati fedelissimi della dinastia, la cui autorità vi vedevano messa in ombra, sono stati sempre accusati di eccessi nella repressione dei vari rivolgimenti liberali. In particolar modo, chi non ricorda la stampa filo-savoiarda tesa a riesumare artifizi antichi e inconsistenti e miranti a coprire con un cumulo di menzogne la rabbia che le suscitava l'efficacia con cui i soldati napoletani domarono nel corso degli anni tutti i disordini rivoluzionari. Ingrato compito di polizia, certo,
e perciò stesso poco gradito a un militare, ma adempiuto comunque sempre con massimo senso del dovere dagli umili fantaccini del re. Questa accusa di eccessi al soldato napoletano e di essere addirittura il carnefice del suo popolo verrà poi ripresa pure dalla relazione Massari sul brigantaggio, suscitando la seguente replica del marchese Giorgio Palomba nel suo libro Verità e Menzogne. Si oserà chiamare carnefici i soldati che, traditi dai loro capi, combatterono durante mesi di privazioni contro la rivoluzione importata da fuori. Questi soldati che, ordinati in battaglioni, uscirono le armi al braccio dalla capitale, senza vendicarsi di un solo capo della fazione che li combatteva, seguendo in ciò l'ordine generoso di un re troppo clemente. E se questo era il clima creato attorno a loro, come meravigliarsi se lo stesso neoministro della guerra Pianelli abbia lasciato scritto la sconcertante e calunnosa frase di non aver potuto fare assegnamento sulla poca fede delle truppe. Come se non bastasse, e qui vengo alle Calabrie. Nelle Calabrie c'erano ancora altre umiliazioni ad attendere quei soldati, già tanto segnati nell'animo dai rovesci subiti per colpe non loro, e inviati adesso in gran parte a rafforzare i presidi di quella avamposta continuità. Alla fine della campagna, questi reduci, stando al maggiore Carlo Corsi, si trovavano in pessime condizioni per vestimento, calzature e armamento, e quindi rispondiamo perché erano ridotti male a quello che ho detto all'inizio, per le continue marce e contromarce durate 4 mesi e per combattimenti sostenuti, ed erano scossi nel morale, essendosi loro fatto abbandonare il terreno volontariamente. Nelle Calabrie, peraltro, tali truppe erano improvvidamente spartite in 4 brigate indipendenti tra loro. Non erano neanche unite, le avevano sparpagliate su tutte le Calabrie. Secondo l'impietosa accusa lanciata 10 anni dopo ai suoi colleghi da un protagonista testimone delle vicende, il colonnello Giovanni Deli Franci. Per giunta, quei 15.000 uomini, destinati poi a diventare 17.000, con alcuni rinforzi di cacciatori napoletani, venivano ulteriormente frastagliati così sul terreno. La prima brigata fra Monteleone, Catanzaro e altri luoghi, la seconda fra Nicotera, Tropea e Bagnara, la terza fra Reggio e Villa San Giovanni e la quarta fra Cosenza e Paola. Le funeste conseguenze di questo grossolano errore strategico, che alimentava l'anarchia, il protagonismo e la rivalità dei vari comandanti, sono addebitabili esclusivamente al ministro della guerra Pianelli. Lo dovrà ammettere nel 1938, nel crollo militare del Regno delle Due Sicilie, pure Tito Battaglini, strenuo difensore postumo della figura di Pianelli, contro gli strali che gli furono lanciati da Adesivo, Buttà, Corsi e altri. Questo dispositivo sul terreno, assurdo, fu in ogni caso una vera manna per un guerrigliero come Garibaldi, che poteva giocare a rimpiattino fra distaccamenti tanto collegati e privi delle indispensabili unità di indirizzo, che un generale in capo, nominato sul posto, della risma di Giovan Battista Viale, era incapace di assicurare. Costui preferiva invece starsene in Panciolle, fermo in Monteleone, che è vivo Valencia, e inceppato a sua volta dal ministro Pianelli. Dirà nel 1872, nei suoi ricordi storici, un altro ufficiale presente a quei fatti, Cesare Morisano. Chi riterrà di aggiungere a difesa del comportamento, il quale riterrà di aggiungere a difesa del comportamento della truppa, queste parole. Nella bassa forza i soldati erano accanitamente partigiani del re. Invano tentarono di stancarli con le continue e inutili marce e contromarce. Nei mesi più caldi, siamo ad agosto, e financo con la fame, stettero sempre fermi al loro posto. E quando tratiti dovettero cedere le armi senza combattere, attraverso 1000 pericoli raggiunsero le bandiere a Napoli.
parole senza scontri, tranne che per la truppa abbandonata spesso a se stessa e che confermano quanto ho detto prima. Per la ristrettezza dei tempi non starò qui a raccontare la sfilacciata, caotica, blanda e talora inesistente resistenza che venne opposta allo sbarco e all'avanzata dei volontari o presunti tali di Garibaldi. Sull'argomento si sono versati fiumi di inchiostro allora e in seguito, come anche sulle vicende che portarono in pochissimi giorni all'incredibile collasso dell'intero dispositivo militare borbonico fra le Calabrie, le Puglie e la Basilicata, complice peraltro una evanescente armata di mare, condotta alla cieca dall'ammiraglio Salazar, che non compì mai un'intercettazione di naviglio ostile o uno sbarco di truppe napoletane al momento opportuno. Come era da aspettarsi in simili condizioni, il disfacimento fu stavolta ancora più rapido di quello che i poveri tanti avevano dovuto subire sulla loro pelle in Sicilia. Basti dire che le truppe disseminate in modo tanto dissennato lungo l'intera fascia della Calabria vennero letteralmente condotte al disastro più caotico nel giro di poco meno di una settimana. Tutto inizia il 20 e si conclude di lì a poco. E tutto ciò, quantomeno per l'insipienza di condottieri che erano autoreferenziali, come ad esempio il brigadiere Bartolo Marra, che, pur con qualche giusta ragione, fu in sprezzante e sfrontato dissenso polemico col suo stesso ministro, che alla fine lo fece arrestare. Pressapochismo, faciloneria, sbruffoneria. Sono questi i termini che potrebbero essere usati per l'occasione a carico dei vari condottieri. Sta di fatto che ne vennero fuori lo sbandamento del Piale e di Villa San Giovanni, la disfatta di Soveria Mannelli e la vergognosa capitolazione senza colpo ferire, parola dell'ammiraglio piemontese Persano, che parla di vergognosa capitolazione, dell'intera quarta brigata di Cosenza davanti a un semplice comitato di pochi rivoluzionari. Comportamenti tutti capaci di indignare addirittura uno scrittore filo sabaudo come Marc Monnier, che tutti sanno chi è, il quale biasimò le defezioni dell'armata, gli sbandamenti, i soldati trascinati dai loro generali in talone strette dove nel mattino si trovavano circondati, perché non avevano messo nessuno di guardia, e il denaro intascato da quei tristi che si salvarono e si dileguarono dopo aver venduto il loro re, detto da un liberato. Responsabili in blocco di tanta vergogna furono chi più, chi meno, e con disgusto risuoneranno ora i loro nomi tra queste mura sacre, i vari Ghio, Melendez, Luis de Ballesteros, Gallotti, Caldarelli e via. Come si sa, costoro se la cavarono per il rotto della cuffia, se non davanti alla storia, almeno davanti alla corte marziale, che non le giudicò come meritavano per il precipitare degli eventi. Sicché l'unico generale che pagò il fio della disfatta rimase in fin dei conti il generale Filomeno Briganti, vile bombardatore di Palermo. Aveva bombardato Palermo, questo non lo si dice mai, che fu linciato dai suoi soldati, esasperati dopo un suo abboccamento col nemico, che a questo punto, per bocca di Maxime Ducamp, che era un francese che stava con Garibaldi, potrà vantarsi che si trattò di una passeggiata militare, stancante è vero, ma senza rischio alcuno. Quindi praticamente Garibaldi arrivò portato da questi traditori a Napoli. Eppure, a detta di un altro unitarista, Carlo Fortunato Bracale, l'esercito napoletano era forse il migliore esercito che potesse tenere un despota qualunque in Europa, dal momento che contava nei ranghi un soldato che per sveltezza, vivacità e pieghevole alle fatiche delle armi non poteva dirsi secondo a qualsiasi altro della penisola. Altro che esercito di franceschieri.
Dunque, come arriverà a dimostrare persino il già citato e chiacchierato Pianelli, che a dir poco incerto pasticcione come ministro della guerra, 6 anni dopo ritroverà tutta l'energia custosa nei ragni italiani, facendo fucilare alcuni soldati nella terza guerra di indipendenza, cosa che non aveva fatto con i generali Felloni prima. In sostanza, immense furono le sofferenze e le umiliazioni sofferte dagli sventurati soldati in quei torridi giorni di agosto. E pur tuttavia gli episodi di valore militare in quella sciagurata e breve campagna non mancavano. Per tutti valgono 2 esempi: la gloriosa morte in combattimento dei Giusmet, padre e figlio, che, traditi nottetempo dalla Guardia Nazionale, si trovarono inaspettatamente alle loro spalle e di fronte le orde garibaldine, protette dalla Guardia Nazionale, contro cui si batterono sino all'ultimo respiro, davanti al castello di Reggio Calabria. Nonché l'accanita resistenza opposta da un isolato reparto di cacciatori, che difese da solo il villaggio di Solano contro 1200 nemici che erano sbarcati a Favazzina. Ma l'eroismo non fu solo di chi cadde combattendo. Infatti, anche laddove lo sbandamento fu generale, come a Soveria Mannelli, dove si arresero 10.000 dei nostri, dei soldati desiderosi a quel punto di tornare alle loro case, quasi nessuno passò alla rivoluzione. Osserverà con rispetto Tito Battalini, che è uno storico militare del periodo fascista, e secondo il quale invano Garibaldi propose a costoro di entrare a far parte del suo esercito, ma tutti manifestarono il desiderio di raggiungere Napoli. Finiva così un corpo d'esercito nel quale, all'infuori di qualche isolato episodio, era mancato più che il valore dei singoli il sentimento del dovere da parte dei maggiori comandanti. Sarà la conclusione cui giungerà nel 1928 il colonnello Cesare Cesare, in un volume che elogia la campagna di Garibaldi, quindi c'è un riconoscimento anche ai nostri. Eppure intanto sfacelo chioserà Carlo Corsi, capitolato di Gaeta, la nobile figura del soldato napoletano, ho finito, si eleva gigantesca, quale tipo di fede e di virtù. Egli, circondato da tante zozzure, lacero, affranto dalle fatiche sostenute, affamato, inerme, scalzo, mi commuovo, scusate. Insanguinato, elemositando di porto in porto l'obolo della carità, si trascina al Volturno e là, afferrata la prima arma, giura di morire per il suo re. E quel re, quando si sarà liberato dai lacci dell'infido governo costituzionale di Spinelli, farà finalmente sentire a quel soldato indomito la sua vicinanza, affidandosi alla sua fedeltà per lavare l'onta della viltà, dell'infame e del tradimento. Ma ci piace chiudere con un'ultima citazione, tratta dal Times di Londra, del 5 novembre 1860. Non possiamo fare a meno di lodare questa porzione di esercito che ha seguito il Borbone. Essi si sono condotti in una maniera la quale, se non del tutto eroica, ha superato ogni aspettazione. Vista la fonte ostile da cui proviene questo riconoscimento, crediamo che non ci possa essere per il soldato napoletano un epitafo più gratificante. E io, rubando un'espressione da Cristina Campo, aggiungerei che mentre quel soldato rifluiva in disordine ma pieno ancora di speranza verso il Volturno, l'ambita meta marciava al fianco del viaggiatore.